Va ora in onda Musica Indipendente. Pompa, 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 sì, ci siamo ragazzi miei, il venerdì intorno a mezzogiorno, ci rilassiamo un pochettino, perché veramente noi siamo qui che il nervosismo, sentite? Sto tamburellando sul tavolo, sono nervoso perché domani alle ore 14 parte il congresso della Lega, saremo in diretta su Radio Libertà, ve lo racconteremo e ve lo racconterete anche voi perché potrete entrare in onda con noi chiamando 0292947222 tra un intervento e l'altro, lo potrete commentare in nostra compagnia e in compagnia di molti giornalisti che ascolteranno Radio Libertà proprio perché lo trasmettiamo per intero, ma nel frattempo fatemi rilassare un po' con la musica indipendente. Oggi un'artista veramente brava che ho richiamato perché ci eravamo già sentiti qualche mese fa. Ritorna con noi e lancio subito una sua canzone, Sherilly!
Una canzone per Sara, si intitola così il pezzo che abbiamo sentito da parte di Sherilly che abbiamo con noi. Ciao, buongiorno. Senti che vociona ragazzi, perché la Sherilly doveva essere qua in studio, ma si è ammalata proprio ieri. Sherilly, raccontaci tutte le tue malattie. Adesso mi è venuto il mal di gola, ma ho una voce molto affascinante, solo Molto. che non riesco a usarla. No, guarda che potremmo fare una trasmissione io e te in questo Sì, modo. un Diciamo po' che più intima, con sì. una replica verso mezzanotte, naturalmente ci potremo raccontare tutto quanto. Anche perché per me, Sherilly, tu hai anticipato anche nel look in questo video che abbiamo sentito, apparivi così messa, mi ricordi Lucio Corsi, mi ricordi un modo completamente diverso di fare musica rispetto a quello che siamo obbligati ad ascoltare sentendo le solite radio, Radio Italia, Latte e Miele, Dimensione Suono, Radio DJ, sempre le stesse 20 canzoni vengono trasmesse. Qualcuno dice che ci vuoi fare, Sammy, che ci vuoi fare? Già, perché purtroppo sono obbligate a trasmettere questi artisti, sono quelli che pagano. Quando ne sbuca fuori uno un po' diverso, stiamo lì a guardare. Oh mamma mia, un Lucio Corsi, oh mamma mia, una Scerrilli. Raccontaci di te. Perché hai deciso di lanciarti anche con questo look, con questo modo di apparire un po' diversa e naturalmente ce lo devi descrivere questo modo per chi magari non ha visto il video e ti sta soltanto ascoltando. Sì, allora, questo personaggio è una maschera che indossa questo cappello, si veste un po' in modo maschile e ha delle trasformazioni e vuole essere una figura senza una direzione, nel senso che non vuole essere incatenata tra l'uomo e la donna per non avere, sai, quelle differenze di genere, tutti quei problemi che poi vanno a scaturirsi, diciamo. Una creatura abbastanza libera. Da una parte c'è il sole e dall'altra c'è una lacrima. Quindi c'è questa ambivalenza in tutti i sensi, no, che c'è profondità, è un po' un misto tra Arancia Meccanica e Charlie Chaplin, diciamo un po' così, un po' vuole essere un po' buffa, però anche un po' particolare, ecco. E poi la canzone parla appunto una canzone per Sara, quello che hai detto prima, parla proprio questa canzone proprio affronta questo argomento, il fatto che la musica sia cambiata, che sia diversa. Infatti dice: "Le canzoni che proponi te parlano di situazioni che sono sorpassate, che non ci sono più, la musica, la melodia, adesso va di più il trap, ci sono altri generi musicali e quindi non viene più ascoltato tantissimo, delle cose melodiche, quindi questo vuole affrontare un po' questa cosa qua. Sara sarebbe quasi la musica, una metafora della musica. Dici è bravissimo a fare queste poesie, a dare queste immagini molto particolari. E infatti ti sei affidata a questo personaggio che hai conosciuto quando, come, in che occasione? Dici l'ho conosciuto perché è venuto a lavorare nel nostro studio, abbiamo uno studio di registrazione dove registriamo diversi artisti, io e mio marito, ehm, e lui è venuto per registrare dei pezzi con degli altri cantanti, poi ha sentito la mia voce, gli è piaciuto il modo anche di arrangiare i brani, di trovare le melodie per le sue parole e così, ci siamo trovati in sintonia subito, insomma, è stata una cosa molto molto piacevole, molto bella. Con noi Scerrilli, ricordiamolo, Cherrylli. Che fatica ragazzi, che fatica. Oh, io sono sempre del parere che il tuo nome e cognome Sofia Malpeli, secondo me, è molto più genuino, sanguigno. Fa quasi venire fame, profuma di cose buone. Sofia Malpeli, ma Scerrilli certamente più chic, è più un qualcosa. Dove l'hai trovato? Spiegamelo un attimo. Allora, questo nome è derivato proprio dall'impossibilità di utilizzare il mio nome, così mi avevano detto, che era troppo comune, Sofia,
Perciò m'han detto: "Dopo non ti trovano, non" allora cerca un nome un po' più originale. Io ho pensato alle ciliegie, perché sempre anch'io ho fame e quindi cosa vuoi? Capito? Scerrilli, ricordate le ciliegie, ma soprattutto pensate a questa artista, adesso la scopriamo pian piano, arriva dal Parmense, esattamente da dove? Da dove? L'Anghirano. Dall'Anghirano, e capite già che Praticamente. esatto, se vi piacciono le ciliegie, ma ancora di più il prosciutto e il salame, basta, basta. Qui mi fermo e mando la prossima canzone, Luna di Venere. Dall'Anghirano in provincia di Parma oggi ci è venuta a trovare Scerrilli, Sofia Malpeli, cantautrice e cantante dalla voce solida e graffiante. Lei ama cantare, suonare, ma anche dipingere, struccare, avvitare, ma robe tipo il teatro. Cioè, ecco, qui vediamo subito la differenza. Cioè, la Scerilli, Sofia Malpeli, sì, la musica ha sempre accompagnato la tua vita, ma non ne fai una malattia, come alcuni artisti che sono buttati completamente. Ah, devo fare assolutamente musica. La musica ti accompagna, e così come accompagna la vita di tutti noi, forse ti dà forza nei momenti in cui sei un po' debole. Che cosa rappresenta la musica nella tua vita?
La musica nella mia vita è quasi una colonna sonora, no, se ci fai caso a volte, scegli la musica in base a come ti senti, oppure la musica condiziona il modo in cui ti senti, no, e infatti viene utilizzata nelle pubblicità, nei supermercati perché ha un forte condizionamento, psicologico. E credo che sì, mi abbia sempre accompagnato con diversi generi, mi ha sempre portato in diversi posti. È anche un modo per viaggiare, cioè puoi scoprire posti, luoghi in cui non sarai mai a immaginarteli, un po' non so, come faceva, ehm, Novecento nella leggenda del pianista sull'oceano, non so Ah. se avete presente, no, che lui viaggiava attraverso i tasti del suo pianoforte. E quindi la musica, signori, come vedete, accompagna anche tutti noi, in tanti momenti della nostra esistenza. Certo, c'è musica e musica e tra poco chiederemo a Sheryl quali sono, i suoi artisti preferiti, quelli che l'hanno maggiormente ispirata. Intanto però ci devi commentare quest'altro pezzo che abbiamo mandato, Luna di Venere, e che cosa rappresenta? Allora, Luna di Venere è una metafora particolarissima che io onestamente non avevo capito, me l'ha dovuta spiegare. Io pensavo fosse una cosa molto più romantica e molto più semplice, invece Dici mi ha spiegato che ha questo significato ehm, della falsità della società, no, il fatto di essere smart, il fatto di essere lontani dalla realtà, no, essendoci ma non essendoci. Okay, quindi dice: "Portami via da qui, da questo mondo telematico e riportami invece nella realtà della vita, quello che c'è di bello". E c'è di bello anche, mi sa che ha fatto un'incursione qualcuno in famiglia. Chi è arrivato? E anche mia figlia è malata e quindi Fantastico, se facciamo una cosa la facciamo tutti insieme, tutti a casa da scuola e dal lavoro, perché giustamente l'influenza, i cambi di stagione, ragazzi miei, ma è normale, ma è umano, certo. Scerrilli con noi a casa malata, al posto che essere qua in concerto, ma chiaramente ti riprenoteremo per le prossime settimane. Altra canzone, altro divertimento, altro pezzo per pensare, ma soprattutto per capire la differenza tra gli artisti di Radio Libertà e quelli che girano normalmente sulle altre radio. E stanno arrivando già WhatsApp al 340 6709 659 che ti salutano, c'è qualche tuo conterraneo dalla zona di Parma, ma soprattutto ti dicono complimenti perché è una musica effettivamente diversa. Un altro giro con Scerrilli, questa volta ascoltiamo E prendi in faccia al mare.
E prendi in faccia il mare, un'altra canzone di Scerrilli, grazie a Dici, una collaborazione che sta durando da alcuni anni, ma soprattutto se siete stanchi dei soliti artisti, e questi sono i consigli di Radio Libertà, cercate su YouTube Scerrilli, scritto Cherrylli, Scerrilli, Sofia Malpeli, vi porta in un altro mondo, quello della buona musica, quello della normalità, vorrei dire, che di questi tempi fa decisamente notizia. Scerrilli, e prendi in faccia il mare, che cosa ha raccontato? Allora, hai raccontato la differenza dei tempi, no, quando eravamo piccoli noi, no, di prendi in faccia il mare, perché quando eri piccolo ti lanciavano, no, ti lasciavano un po' andare, potevi uscire di casa. Erano anche tempi diversi, c'eran meno pericoli, c'erano insomma meno macchine, anche meno traffico, meno problematiche, okay, quindi i bambini erano lasciati un po' più liberi, quindi potevano anche farsi male, no, in un qualche modo. Adesso c'è un questo anche a volte, iperprotezione, no, e stiamo diventando anche iperprotettivi verso questi ragazzi, no, che non li lasciamo andare perché abbiamo sempre paura, giustamente, naturalmente, come tutti. Cioè, capisci che stiamo passando da un estremo all'altro, cioè da una parte iperprotettivi, e dall'altra parte ti giri e ci sono le baby gang che ti rapinano, ti violentano, cioè ci sono le esagerazioni da una parte e dall'altra, o non li facciamo neanche uscire di casa e attento a quello, adesso il contrario, non sappiamo più dove sono, con chi vanno, che cosa fanno, e addirittura si sostituiscono a noi i telefonini, e sono loro, i loro genitori, i loro maestri di vita. Un periodo In questo pazzesco. senso anche la musica in questo senso sta influenzando in modo negativo, cioè se c'è una rivoluzione anche, io parlo da donna, no, anche a livello femminile, no, di questa ritrovata femminismo, di questo ritrovato femminismo, si sta risviluppando di nuovo, soprattutto dopo il caso Cecchettin, però dall'altra parte la musica invece incoraggia degli atteggiamenti maschilisti molto pesanti, anche violenti, cioè la musica trap, svilisce molto il concetto della donna, la riduce di nuovo a un oggetto. Insomma sì, ci sono anche degli insegnamenti un po' fuorvianti, ecco. Dovrebbero essere un po' più tutelate queste cose telematiche. Adesso stanno lavorando perché naturalmente come ogni nuova tecnologia da subito non sanno bene come gestirla neanche loro, però sì, andrebbero tutelati perché comunque anche il fatto del bullismo, del cyberbullismo, del non sentirsi mai adatti, insomma questi ragazzi qua non si sentiranno mai belli, perché c'è sempre una pubblicità che ti dice: "Sì, vai bene, ma forse dovresti migliorare qui, forse dovresti migliorare lì", cioè questo anche concetto di bellezza che prima anche nel maschile non c'era, adesso c'è anche verso l'uomo. L'uomo deve essere bello, affascinante, cioè si sente inadatto se non è perfettamente in forma, ecco. Al posto di migliorare la Meditazioni parte femminile è peggiorata anche la maschile, ecco, insomma mettiamola. Meditazioni che potremo proseguire per qualche ora, devo dire, e che potete proseguire anche voi, cari ascoltatori, seguendo Scerrilli sui social, ad esempio su Instagram, dove ti vedo bella attiva, e ultimamente ogni giorno fai la tua clip. Brava, brava. È così che si fa, assolutamente, raccontare cosa fai. Adesso racconta che c'hai il raffreddore e fai vedere che starnuti e no, non è vero, una volta ogni tanto, non esagera mai la Scerrilli con le clip. Oh, Sofia, un grande grazie per essere stata con noi, e ti dico, andrei avanti ancora tutto il pomeriggio, perché le tue canzoni piacciono, i nostri ascoltatori sono contenti di sentire qualcosa di diverso. L'appuntamento è certo, perché per chi ti vuole scoprire proprio su YouTube, su Instagram, cosa bisogna scrivere? Sofia Malpeli va benissimo, anche Cerilli, okay, se si riesce, se no Sofia Malpeli già mi trovate. Vedete? Vedete? È facile, ma soprattutto, certamente, Sofia, ci diamo appuntamento alla prossima qua in studio. Un Io po' di pane e salame
Assolutamente, un salame molto lungo, perché se è piccolino, poi se è lungo un mezzo metro può andare abbastanza bene. Io mi alzerò, andrò di là a mangiare il salame e ti lascerò fare un concerto di 30 minuti. Sarà come Ok. essere dal vivo davanti a migliaia di ascoltatori. Sofia Malpeli, un grande grazie e ci salutiamo con primavera. Alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il 5 e 6 aprile, nella Fortezza da Basso di Firenze, si terrà il Congresso Federale della Lega. L'evento inizierà sabato alle ore 14 e domenica alle ore 9. Radio Libertà trasmetterà la diretta con collegamenti, commenti e ascolteremo le vostre opinioni. Partecipa anche tu. Seguilo con noi. Il 5 e 6 aprile, Congresso Federale della Lega. Ascoltiamo l'Italia. Realizziamo le idee.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Facci sognare Lele di Nero, domenica 13 aprile dalle ore 17 a Varedo, Monza, Brianza. L'unico tributo danzato ai film musicali più belli, quelli che ci hanno tenuto compagnia nella nostra giovinezza, e non soltanto La febbre del sabato sera, Grease, Staying Live. L'appuntamento per domenica 13 aprile al Teatro Ideal di Varedo, Monza, Brianza, 2 passi da Milano. E che faccio? Non lo invito qua? Ma scusami, lo abbiamo con noi, Lele di Nero, ciao! Ciao Sammy, grazie dell'invito e ciao a tutti i radioascoltatori di questa fantastica radio. Sei tu l'eroe, Lele di Nero. Ma quanti anni sono? 10, 20 anni? Quanti anni è che porti avanti questa incredibile bella moda del ballo no sballo? Lo insegni ai più giovani, ma non soltanto ai più giovani, anche se avete 40, 50, 60 anni, i passi della febbre del sabato sera si imparano. Con i giovanissimi addirittura, oltre appunto che portarli sul palco nei tuoi eventi, e ti sei inventato un'altra cosa stupenda, che è questo concorso di bellezza che si chiama Beauty Fever, e hai preso al balzo l'occasione, insegnando pure alle miss le danze del sabato sera. È una miss che ci sta guardando in televisione sul canale 252 del televisore, e ce l'ho proprio qua di fianco, e Un testimone. non so quanto resisto a non presentarla. Cosa faccio? La presento io o la presenti tu? La vado io. Però ti devi alzare un attimo, perché si deve vedere bene la fascia, signori. Io me la devo tirare molto, perché abbiamo con noi Miss Radio Libertà. Applauso, signori. E lei, Vanessa Vasilache da Cremona, è Miss Radio Libertà. Ecco, risiediti, perché altezza, Vanessa, quanto? 1,75. 1,75, ma non è ancora maggiorenne. Quanti anni hai? 16, ma si va per i 17. Ecco, e quindi diciamo che ti potresti alzare ancora un attimino, però no. Va già bene così, ma qualche centimetro in più va sempre Va bene. sempre bene, no? Io fossi Soprattutto in questo mondo, fossi direi tuo di sì. padre, che è lì che ci sta guardando, che si chiama Ciprian, Ciao Ciprian, ma c'è anche la mamma che si chiama Gina. Sono armati di telefonino, uno di qua, l'altro di là. Forse i tuoi genitori ogni tanto una martellatina in testa per non farti crescere ancora. Scherzo, ma ci mancherebbe, anzi, è stato uno dei motivi per cui ti ho scelta come Miss, perché spiccavi, in questo senso, spiccava la tua bellezza, ma spiccava anche la tua simpatia, la tua umiltà. Ha provato anche a cantare o a recitare? Aspetta che A recitare, sì. un po'. E ti ho votato per questo, perché ti sei impappinata, era emozionatissima, no? Davanti a questa Era platea. la prima volta che recitavo, comunque, che provavo. Colpa sua.
colpa Sì. sua, è stato lui, è lui il patron di questo concorso che ha deciso che le Miss giustamente devono provare a cantare, a recitare, a ballare. C'è qualcuno che fa anche lavare i piatti ogni tanto, però mancava in questo Quello non mi è momento. capitato. No, Ehm, prossimo giro, papà, mamma, ogni tanto una Miss deve lavare anche i piatti, che cavolo. Scherziamo, ma veramente complimenti perché la Vanessa è una ragazza particolare che potete anche scoprire su Instagram cercando Vanessa Basilache, ancora poco conosciuta forse a livello nazionale, ma che si sta facendo strada tra le giovanissime. Poi proseguiamo a fare due chiacchiere. Mh-mh. Intanto c'ho Lele Di Nero, che cavolo, sta per partire il suo evento, non questa domenica, la prossima a Varedo. Stiamo già sbirciando in sovraimpressione le fotografie degli scorsi eventi. Ci devi parlare, Lele, cosa sta per accadere? Ti stai rimettendo a nuovo in forma come non mai, anche perché le ballerine che ballano e cantano con te, cioè molto spesso capita che sono molto più giovani di te, quindi tu sei quello che dà l'esempio di come anche quando non hai più 20 anni puoi essere figo sicuramente, ma soprattutto puoi regalare belle emozioni ai giovani, cioè si chiama birra. Esatto, diciamo sono 34 anni di carriera artistica, la mia, per cui io dico solo l'età artistica, quella è quella che conta. Bravo. Esatto, come dicevi tu, dopo la finale internazionale di Beauty Fever, questo format che è andato in scena il 26 gennaio allo Zoo Club, dove appunto la Vanessa ha conquistato da te questa fascia premio che vale questa intervista su questa radio, e dove ricordiamo la vincitrice, prima ho visto un'immagine, la Malet, le ha vinto proprio la Malet Culotta il primo premio, e adesso appunto ha anche aperto un management, per cui sto anche rappresentando la Malet nei canali dello spettacolo. Venendo invece al The Dance Fever Show, perché adesso la concentrazione va lì e siamo sotto data, domenica 13 aprile alle ore 17 al Teatro Ideal di Varedo, Monza e Brianza, andrà in scena la nuova edizione del The Dance Fever Show. Abbiamo già cominciato le prove con un corpo di ballo composto da 7 ballerine e 4 ballerini, e faremo questo tributo danzato ai 3 film di John Travolta, ricordando che la Nicole Bear vestirà i panni di Sandy Olivia Newton-John e quindi sarà protagonista nell'uscita di Grease, la mia preziosa aiuto coreografa. Nel film di Stayin' Alive la protagonista sarà Lorenza Limongi, la ballerina Lorenza Limongi, mentre per il tributo al film della Febbre del sabato sera la Rebecca Martinelli. Quindi saluto tutto il corpo di ballo, stiamo già in prevendita con i biglietti, si possono acquistare su www.ciaotickets.com online a 20 euro, e alle 5 comincerà lo spettacolo e finirà alle 7:15. Ci terrei anche a dire che all'interno di queste uscite danzate ci sarà l'esibizione di 2 scuole di danza molto forti delle zone, quindi la scuola di danza Lene Cinzia di Varedo, che faranno con i loro migliori allievi dei flash 5 esibizioni nei vari stili, e la scuola di danza Team Diamante di Cogliate, appunto di Nadia Galli, che faranno anche loro altrettanti 5 esibizioni, per cui ovviamente ci sarà anche la danza in tutti i suoi stili, non solo ovviamente per quello che portiamo appunto in scena noi. Quindi che dire, vi aspettiamo numerosi domenica 13 aprile per essere travolti da questa febbre allo stato puro, ecco. E qui naturalmente vi voglio, perché uno dice sì, la febbre del sabato sera, Grease, film del passato, ma vogliamo ricordare che sono ancora una volta questi i film che tirano di più, a parte in TV, che quando li trasmettono hanno degli ascolti ancora stratosferici, ma tirano di più anche come modo di essere e come modo di ballare, come tipo di musica, perché comunque la musica anni 70-80, le canzoni dei Bee Gees, di quelle colonne sonore girano ancora alla grande, sono scoppiazzate, lo vedete anche nelle pubblicità in questi mesi delle automobili, tutte anni 80, tutte canzoni anni 80. E come mai che oggi forse ci siano soltanto schifezze in giro? Per cui
a questo tipo di musica e a questo tipo di ballo si avvicinano non soltanto quelli che hanno 40, 50 o 60 anni, ma anche moltissimi giovani che poi vediamo nei tuoi eventi. E questa è una cosa bellissima perché stai portando avanti anche un aspetto culturale, oltre che il famoso detto ballo, non sballo, Esatto, è vero? ci terrei appunto a dire il messaggio sociale che passa tramite questi balli di gruppo che ho anche fatto con Vanessa, con le misse, le ho coinvolte a ballare Night Fever in stile La febbre del sabato sera, e questo si ballo non sballo per divertirsi senza stordirsi, quindi contro gli eccessi in generale, per un divertimento sano e naturale, ecco, senza bisogno di riempitivi artificiali. Ecco, chiederei a Vanessa, ecco, visto che qui come si è trovata nella finale internazionale di Beauty Fever, perché poi c'è anche una locandina, volevo tornare anche a parlare di Beauty Fever, per dire quello che sta succedendo dopo questa prima finale internazionale. Volevo chiedere a lei come si era anche trovata. Raccontaci tutto. Intanto faccio una foto tutti e tre insieme, dai, faccela che tu sei Prima capace di foto farlo o bene. prima... No, la foto Ok. ce la fa lui, guarda di lì un attimo, perché come la fa Lele Di Nero la foto raramente viene fuori, eh. Guarda che carini, che belli che siamo. Io sono quello che stona, no? Però a un certo punto ormai sono qua. Raccontaci il Beauty Fever. Allora, c'è stata una preparazione comunque dall'inizio, siamo arrivate tutte le miss, tutte poi trucco e parrucco, prove Cioè io sono abito. passato lì un'oretta, forse di più prima, cioè c'era una sala Sì. gigantesca con decine e decine di miss, con chi il parrucchiere, chi quell'altro, Un chi po' anche se siam partiti comunque presto, comunque la corsa, di far tutto in tempo, di preparare tutto al meglio per comunque, presentare il vestito. È un lungo lavoro, ma credo che ne sia valsa la pena. Comunque è stato molto bello. Poi anche il ballo, ci siam messe tutte in gioco, io avevo fatto danza anche da piccola, ma è stato molto, molto bello anche con la musica, cioè ci ha dato l'energia proprio per sfilare, è stato molto, molto bello. Senti, ma quanta pazienza ci vuole? Che tu c'hai 17 anni, cioè ti sei già calata completamente, nel "lavoro" tra virgolette, che potrebbe diventarlo davvero, di miss, oppure sei una che dice: "Dai, dai, facciamo in fretta, tanto vado bene lo stesso", eccetera. Cioè hai la pazienza di trucco, parrucco e questo e quell'altro e la cremetta e quella hai anche questa passione o sei più ribelle? No, io ho la passione comunque per il trucco parrucco, come si può ben vedere, infatti tipo alla fine ti fai anche un po' coccolare, un po', cioè ti fanno diventare la versione migliore di te, e che quindi questo aspetto spicca tanto comunque per risaltare anche meglio il vestito. Comunque se hai i capelli da tutte le parti direi che non è un tanto un bel vedere, quindi comunque sia Guarda che anche sono hai un'appassionata. detto una cosa molto bella, è la cosa migliore di te, e che riguarda un po' tutti noi, eh. A volte abbiamo questo desiderio, anche il nostro regista Simone vorrebbe, una versione la migliore possibile, di lui stesso, ma, è difficilissimo da trovare de second chat, come si dice da queste parti. Scherzo, guarda di te Sammy Varin. È una cosa molto bella, perché ognuno di noi cerca, la versione migliore. Esatto. È quasi impossibile da trovare, però a volte c'hai degli ideali, c'hai delle sensazioni che porti avanti e quindi anche di come, ti vedi poi, nella fotografia, senza usare quei filtri schifosi che ci sono sui social, ma sei tu, e con un po' di trucco Se certamente. tu comunque hai una bella impressione di te, poi anche è quello che si vede anche agli altri. Quindi questo è l'importante, è vedersi se stessi al meglio per poi trasmettere proprio questa, ehm, cioè con questa comunque l'essere confidente verso se stessi, lo trasmette anche agli altri. Quindi questo è un aspetto molto importante, soprattutto quando devi sfilare, quando devi proprio far vedere la tua versione, proprio la tua sensualità, comunque la tua eleganza, quello serve. Fate un giro su Instagram, cercate proprio, cosa devono scrivere?
Vanessa.Vasilache, Non è il mio nome e difficile. cognome. Non è difficile assolutamente. Ancora ribadisco e discoriba poco conosciuta al grande pubblico, e questo è per questo che ti ho scelto io a Radio Libertà, perché se eri già famosissima internazionale e c'erano un po' di miss famose anche a livello internazionale nell'evento di Lele Di Nero, mi ricordo. Sì, perché questo di Beauty Fever ovviamente è un concorso internazionale di Miss, e quindi c'era la Shasta Saigal dall'Ungheria, e la stessa vincitrice, la Malet Culotta, lei ha origini etiopiche, quindi insomma il format è aperto a tutti i paesi. Tra l'altro ci tenevo a dire, c'è una locandina che ho mandato, quello che sta succedendo, cioè dopo il successo della prima edizione di Beauty Fever, adesso praticamente partiranno selezioni in varie regioni italiane, quindi ho già chiuso l'accordo con dei collaboratori per la zona della Calabria, per la Liguria, per il Lazio, per il Veneto. Io stesso organizzerò una selezione Beauty Fever a Rimini, dove abito, e anche appunto a Milano. Quindi è stata creata una locandina che adesso appunto andrà in sovraimpressione per il reclutamento delle miss su tutto il territorio nazionale. Quindi ci saranno selezioni regionali sia in Italia che anche all'estero, anche in Ungheria e anche in altri paesi, ecco, e dove praticamente, eccola qua, esattamente, dove, no, questa è quella dello spettacolo, ma adesso arriva, dove praticamente ci sarà l'opportunità per le miss, partecipando a queste selezioni, di venire poi a fare la finalissima internazionale che si farà a fine marzo, sempre qui a Milano. E tra l'altro c'ho anche una, diciamo, una anticipazione, una chicca riguardo a dove si terrà la finale regionale Lombardia di Beauty Fever. Ecco qui la locandina, sono proprio qui con la vincitrice Malet Culotta, con tutti i dati. Ecco, sei una miss tra i 16 e i 30 anni, iscriviti gratuitamente e sarai informata appunto sulle selezioni delle regioni del concorso. La cosa bella è che ho pensato che la prossima la finale regionale di Beauty Fever Lombardia che organizzerò sarà ospitata all'interno della data teatrale del The Dance Fever Show, che farò o il 16 novembre o il 23 novembre, domenica, al Teatro Sempre Ideal di Varedo, per cui ci sarà il The Dance Fever Show, ma all'interno la selezione delle miss, e sarà offerto a tutti coloro che verranno anche l'aperitivo, che terminerà alle 7:15, e anche omaggiato un calendario delle Miss Beauty Fever che realizzerò a settembre, poi te ne verrò a parlare. Lo sapevo io, ci metteva pure dentro il calendario, quindi attenzione perché si finisce sul calendario. Vanessa, ti manca il calendario? Mi manca. Manca il calendario. E serve, quindi non vedo l'ora. Minimo. Cosa dice mamma e papà di questo tuo lavoro, che è un hobby finora, perché tu stai Esatto. studiando? Cosa studi? Amministrazione, finanza e marketing. È Fantastico, tosta. quelle cose che uno dice: "Che cazzo fa da grande?" Che lavoro farai da grande? Speriamo, se riusciamo a fare qualcosa in questo ambito, o comunque in un'azienda. Perché comunque quando si ha Sempre un certo piano tipo B. di passione, comunque la porti avanti. Ho ancora una domanda, e questa è una domanda da ignorante assoluto, però ti viene quando le vedi sfilare queste miss, sono sempre tutte serie, mai un sorriso. Adesso la vediamo in diretta la Vanessa che continua a sorridere, a ridere, è una cosa bellissima. Perché? Perché bisogna sempre essere serie quando si sfila? Anche nelle fotografie, io ne ho una bellissima tua che ho inquadrato quando sei venuta ospite telefonicamente, che te l'è venuta l'influenza pure a te qualche settimana fa, una bellissima che sei in versione sportiva, no? Dove sorridi, ma è rarissimo vederle che sorridono queste miss. Ma perché? Come mai? Ma perché? Secondo me proprio perché il sorriso è così bello che distoglie lo sguardo comunque dai vestiti. Quindi secondo me è questa la risposta. Hai capito? Perché alla fine se vedi una persona sorridere, guardi il sorriso e non guardi l'abito. Quindi secondo me è questa. Poi magari ci sono altre persone che hanno idee diverse, ma
mi ha fregato completamente, non me l'aspettavo perché alla fine tu devi fare pubblicità a quel Sì. vestito, a quel prodotto, a quella cosa, Mh-mh. contattate la Vanessa Vasilà che giustamente 17 anni, ma, si presta assolutamente a queste cose, perché no? E basta, mi hai lasciato senza parole e quindi non posso far altro che dire seguitela, ma soprattutto complimenti alla Vanessa che trasmette belle emozioni e certamente il consiglio che ti dà Sammy Varin, almeno una volta ogni 20 fotografie, una con un sorriso, che anche se sei in tuta da ginnastica va bene lo stesso. Perché altrimenti dopo uno dice: "Cavolo, ma è serissima, ma cosa questa ragazza?" Invece è una spiritosissima, allegra, spensierata che ti fa anche una trasmissione in diretta. Sono sicuro che se adesso ci alziamo, ce ne andiamo, vai avanti tu a parlare, racconteresti di tutto, davvero. Sì, probabilmente sì. Ci sta. Ce ne andiamo invece, ce ne andiamo ricordando l'evento più importante, quello di non questa domenica, la prossima, con il Dance Fever Show. Sentiti, guardati la locandina e gli ultimi saluti a Lele Di Nero. Prima di mandare, poi mando lo showreel finale. Vai, Sì, Lele. ci tenevo appunto anche a ringraziarti per l'ospitalità in radio, a dire che questa domenica anche alle 20:30 andrà in onda l'intervista realizzata su One TV, canale 79 digitale terrestre, sul The Dance Fever Show, perché sia tu che One TV siete locandina come partnership, insieme anche alla Magneto Field, e quindi un ringraziamento di Bruno Sessa anche ai partnership dell'evento che ci sostengono e ci permettono di andare avanti. E quindi vi aspettiamo numerosi e saluto tutto il corpo di ballo, tutti i radioascoltatori, e avanti per anche una febbre di bellezza. Ecco. Assolutamente sì, ci piace avere questo tipo di febbre e per la Vanessa naturalmente buon divertimento per le prossime sfilate, c'è già qualcosa che bolle in pentola, c'è già qualche appuntamento che ti sei messa in calendario? Per ora alcune foto qua e là con i vestiti, sfilate, arriveranno comunque più in là. Comunque Signori, per l'invito è proprio di seguirla e siete tra i primissimi, la stiamo scoprendo a livello nazionale proprio così, Vanessa Vasilà, che chissà tra qualche mese dove la vedremo. E i primi che applaudono sono sicuramente i tuoi genitori che, sempre in prima fila. e tanto devono guidare loro perché la patente a 17 anni non si Non può ancora ancora. avere, quindi guidate, guidate. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao Ciao, ciao, Vanessa, ciao ciao. Lele, ciao, 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 ciao. Fantastici. Avete ascoltato Musica Indipendente.